Amici sportivi, appassionati di calcio, iniziamo questa settimana parlando del campionato di eccellenza e avendo qui con noi un ospite graditissimo, è il suo debutto a Sport in Casa, l'allenatore del Bassano Alessandro Pontarollo. Buonasera mister. Buonasera Alex e buonasera a tutti i telespettatori. E quindi insomma avrete capito che la puntata di questa sera è focalizzata sulla realtà del Bassano Calcio, della squadra giallorossa che si appresta a ripartire in questo girone di ritorno del campionato 2021-2022. Mister, con quali ambizioni? Ricordiamo, il Bassano ha 16 punti, meno 14 dall'Arcella capolista, però insomma lo sappiamo un po' tutti, una società, una squadra come il Bassano ha nel DNA insomma il doverci provare, il doverci credere fino alla fine. Certo, hai detto bene, la società è una società ambiziosa, la squadra è una squadra importante. Noi abbiamo il dovere nel girone di ritorno di far bene, nel senso di provare a vincere tutte le partite contro qualsiasi tipo di avversario, e nelle nostre corde ci dobbiamo provare. Poi dobbiamo anche essere realisti, la nostra posizione di classifica non è in questo momento entusiasmante, però ripeto, il nostro compito è di provare settimanalmente a portare a casa il massimo. Mister, a livello di motivazione, nel senso, quando parli con i giocatori nello spogliatoio, è chiaro che avere l'obiettivo di provare a inanellare una serie di vittorie è sicuramente una motivazione che va a stuzzicare i giocatori di carisma, di personalità che ci sono a Bassano, ma magari se vedi che qualcuno dice ma tanto è impossibile arrivare primi, è impossibile vincere questo campionato, in quel caso lì cosa si dice a quei giocatori? Si dice che i giocatori fanno parte di una struttura importante, di una società importante, e che Bassano in queste categorie è una società di passaggio, e quindi c'è da lavorare anche eventualmente per un discorso futuro dove andremo a fare o a formare un'ossatura per eventualmente l'anno prossimo. Quindi insomma, in poche parole, ci si gioca la riconferma anche in questo girone di ritorno? Assolutamente sì, poi sai, se la giocano i giocatori, se la gioca anche lo stesso allenatore, lo stesso staff, quindi la motivazione è sì, e quella della classifica di provare ad accorciare in avanti, ma è quella ovviamente anche di lavorare per un discorso futuro, assolutamente sì. Mister, tu hai lavorato molto bene in carriera, sei un allenatore, mi permetto di dirlo io, come il Bassano è di passaggio insomma in queste categorie, come ha detto il mister Pontarollo, anche il mister è una figura che sicuramente è abituata e merita altri palcoscenici. Detto questo, in tutta sincerità, che squadra hai trovato quando sei arrivato a Bassano a fine novembre, insomma inizio dicembre? Un ambiente, una squadra che stava attraversando un momento particolare. Qual è stato il tuo primo impatto? Allora, il mio primo impatto come società è che ho trovato una società ambiziosa, nel senso che ha una gran voglia di migliorare, e questo è un po' il motore del successo, no? Quindi l'ambizione, la voglia di far bene, di migliorarsi giorno dopo giorno. Come gruppo squadra ho trovato una squadra forte, però una squadra che aveva bisogno di lavorare, sotto tutti i punti di vista, quindi l'aspetto fisico, l'aspetto tecnico, l'aspetto tattico, e soprattutto dal punto di vista mentale, che quello ritengo sia determinante sotto l'aspetto calcistico, e quindi questo è anche l'aspetto dove abbiamo anche cercato di lavorare in questo ultimo periodo, quindi cercheremo di continuare così fino alla fine del campionato. Mister, la tua idea di calcio, l'idea che stai portando a Bassano, intanto è un'idea che si adatta ai giocatori che hai, oppure sono i giocatori che devono adattarsi alla tua idea di calcio? Beh, questo è un discorso un po' ampio, nel senso che tu arrivi, poi trovi anche delle situazioni consolidate. La situazione migliore sarebbe quella a partire da inizio anno, dove tu riesci anche a fare un lavoro diverso. Diciamo che la situazione
in questo momento ci permette comunque di lavorare bene, nel senso hai dei giocatori che comunque hanno fatto anche determinate categorie, quindi sono anche disponibili ad accettare anche determinate cose, anche determinati cambiamenti, quindi su questo discorso qua io ho trovato anche un'ottima disponibilità da parte dei ragazzi e da parte dei giocatori. Il calcio di Alessandro Pontarolo su cosa si basa principalmente? Quali sono i 2 o 3 principi che ti caratterizzano? I miei principi, nel senso il mio calcio parte intanto da una grossa solidità difensiva. Io penso che le grosse squadre, i campionati fatti bene partono sempre da una difesa che prenda pochi gol. Poi partendo da questo è un calcio veloce, un calcio che deve avere anche un dominio del gioco non finalizzato a un possesso palla sterile, ma finalizzato anche ad andare a costruire qualcosa di importante, in verticale, quindi anche negli allenamenti noi cerchiamo degli allenamenti brevi ma fatti di grossa intensità, di grossa concentrazione e di grossa mentalità, nel senso che devi stare sul pezzo, è un'ora e mezza, un'ora e 40, un'ora e 20, quindi è una richiesta di presenza mentale continua durante l'allenamento. Mister, parlavi prima insomma della squadra che hai trovato quando sei arrivato, poi è chiaro che ogni allenatore cerca quando arriva in una squadra di aggiustarla, sistemarla, insomma fortunatamente in tal senso ci sono le finestre di mercato invernale che fra gli altri insomma ha portato a Bassano Lukanovic e Sandrini, ma ne parleremo dopo, parleremo anche delle uscite. Intanto ti faccio una domanda un po' di ampio respiro, cioè sei d'accordo sulla riapertura del mercato adesso e sei d'accordo sulla finestra in generale di mercato invernale, o sei uno di quegli allenatori che preferisce il mercato estivo e poi la rosa da gestire insomma per tutto l'anno deve rimanere più o meno quella? In linea generale sono d'accordo sulla finestra di mercato invernale, nel senso che le società e le squadre hanno la possibilità di intervenire eventualmente su errori o su eventuali infortuni o deficit di squadra. E per quanto riguarda quest'ultima finestra va un po' a legarsi al discorso Covid, quindi sono d'accordo e favorevole anche su questa situazione qua, poiché per il discorso vaccini, per il ritorno a giocare, visita medica, i tempi vanno un po' a allungarsi per il rientro dei giocatori, quindi rischi veramente di trovare squadre che magari non possono pescare nel settore giovanile o non hanno la juniores o non hanno una juniores all'altezza dietro, di mandarle in difficoltà, quindi dai la possibilità alle squadre eventualmente di intervenire sotto questo punto di vista qua. E il mercato del Bassano, il mercato invernale, che mercato è stato? Ti chiedo che mercato sarà, se è previsto qualche altro intervento. Ma è previsto qualche altro intervento, ci abbiamo ragionato con la società, noi adesso a livello numerico per un discorso un po' infortuni abbiamo dei lungodegenti, abbiamo qualcuno anche che sta rientrando, però arriva da anche infortuni abbastanza lunghi, quindi probabilmente c'è la possibilità a livello numerico di inserire qualche altro ragazzo che venga a darci una mano. Per quanto riguarda il nostro mercato sono entrate delle pedine importanti, perché comunque è arrivato Lukanovic, che è un giocatore che arriva dalla Serie D e Campodarsego, è un giocatore che ci contiamo tanto, ha delle ottime qualità, poi è arrivato Sandrini dal Vigasio e inizialmente, quindi contestualmente col mio arrivo, era arrivato Meite e Pilotto, quindi diciamo che la società, tornando anche al discorso di prima, è una società ambiziosa, quindi non lascia nulla al caso e anche sotto il punto di vista del mercato ha deciso di intervenire, quindi di mettere a disposizione dei giocatori validi e importanti. A proposito dei nuovi arrivi, non possiamo svelare i nomi perché sono trattative magari in corso, però almeno il reparto dov'è che andrete a rinforzare numericamente almeno la rosa? Beh, numericamente penso che in ogni reparto ci sia la possibilità di mettere dentro un giocatore, poi sai se sono 3, 2 o 1, quello vediamo anche che possibilità ci sono e eventualmente anche la disponibilità della società
intervenire su questo. Mister, hai parlato un po' di lungodegenti, un po' di infortuni, ci sono stati anche, come dappertutto, insomma, casi di calciatori positivi. Qual è un po' la situazione legata anche al return to play, quindi a questa nuova normativa che prevede la possibilità, una volta guariti, una volta negativizzati, di rientrare a giocare dopo soli 7 giorni se chiaramente non si hanno avuto delle complicanze durante il periodo di positività al Covid. Bassano numericamente ha avuto dei casi, ha tanti giocatori fuori, hanno recuperato, avete avuto problemi con le visite mediche? E numericamente noi abbiamo avuto 10 casi Covid, non tutti assieme, e quindi adesso ci siamo già organizzati per fare le visite mediche, mi sembra siamo già a buon punto. E per quanto riguarda solo i casi Covid, contiamo di averne solo uno fuori per la prossima partita, quindi diciamo su quel punto di vista là noi siamo rientrati. Poi ovviamente se mi chiedi come abbiamo lavorato in questo periodo assieme ai casi Covid, ci sono state delle difficoltà, quindi noi abbiamo cercato di lavorare soprattutto dal punto di vista fisico, perché numericamente non potevi fare altre richieste a livello tattico, a livello tecnico, oppure potevi farle limitatamente, e abbiamo lavorato soprattutto dal punto di vista mentale, nel senso che quando tu vai ad affrontare una pausa così lunga, abbinata anche alla pausa di Natale, quindi parliamo di 45-50 giorni, la difficoltà principale è quella di mantenere la squadra sul pezzo, mantenere i giocatori collegati a un certo tipo di discorso, quindi quella lì è stata non è stata una difficoltà, ma è stato il punto dove abbiamo cercato di lavorare di più, insomma. Mister, che campionato è questo, il campionato di eccellenza? Insomma, hai avuto modo di conoscere, insomma, un po' gli avversari nelle prime partite dal tuo insediamento a fine novembre, ma adesso, al di là, insomma, anche un po' del mercato che hanno fatto le altre, che giudizio hai su questo girone, su questo campionato? Quanto difficile è, quanto competitivo è? È un buon campionato, nel senso che tu hai 6-7 squadre, soprattutto quelle che sono davanti di noi, che sono squadre che hanno lavorato bene, che hanno degli organici importanti, è un campionato che ha un livello medio buono. E poi se mi chiedi rispetto agli anni scorsi che livello è, secondo me è un livello inferiore, ma questo è dettato anche dal fatto che sono stati fatti 3 gironi di eccellenza, sono state portate su delle squadre che magari sono state ripescate, e quindi è stato allargato un po' il numero squadra. Rispetto agli anni scorsi è un campionato leggermente inferiore a livello qualitativo medio, parlo, però ci sono 5-6 squadre che sicuramente hanno organici importanti e ben consolidati. E allora, siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata con mister Alessandro Pontarollo, che gli strappiamo una promessa adesso: ci rivediamo a stagione in corso, va bene mister? Ci rivediamo a stagione in corso e con la speranza di essere in una posizione di classifica migliore. Assolutamente, assolutamente, quindi torneremo a fare 4 chiacchiere con l'allenatore del Bassano, che intanto ringraziamo per essere stato con noi questa sera. L'appuntamento con tutti voi, ormai lo sapete, è una buona consuetudine, poco prima delle 20, sempre qui con Sport in Casa su Rete Veneta. Grazie e buona serata a tutti. Grazie.